La SEAP Dalli Cardillo Aragona subisce la terza sconfitta in campionato e lascia il primo posto solitario al Messina, avanti in classifica di un punto e prossimo avversario di Moneta e compagne. Sabato al Pala Nicosia di Agrigento. L'Aragona ha vinto agevolmente i primi due set, 19-17, nel terzo ha sprecato 2 match point per poi subire la clamorosa rimonta del Modica trascinata dal capitano Ferro, migliore realizzatrice del derby con 30 punti. Al Pala Rizza di Modica la SEAP Dalli Cardillo Aragona è scesa in campo con Caracuta in palleggio, Stiva all'opposto, Borelli e Murri centrale, Moneta e Cappelli schiacciatrici e Vittorio libero. Le padrone di casa hanno risposto con Turlà in regia, Liguori opposto, Ferro e Giardi di banda, Gridelle e Leandri centrale, Ferrandello libero. Durante la partita il coach Enrico Quarta ha utilizzato anche Asaro e Capponi. Il primo set è ben giocato dalla SEAP Dalli Cardillo Aragona che sbaglia il minimo sindacale. Le biancazzurre con un perfetto gioco di squadra conducono 12-16 la prima, 16-21 dopo, chiude il parziale Stival con 19-25. Il predominio della SEAP Dalli Cardillo Aragona si concretizza nel finale del secondo set, dopo un inizio equilibrato. Dal 14-16 l'Aragona spinge sull'acceleratore e corre a vincere il parziale 17-25 con l'attacco di una superlativa Serena Moneta. Il terzo set scorre sul filo dell'equilibrio 8-7 e 14-16. La SEAP Dalli Cardillo Aragona piazza un break importantissimo che potrebbe valere il 3-0 finale, ma inspiegabilmente la squadra di Dagioni subisce la veemente reazione delle biancorosse che passano a condurre 23-22. Passamento assolutamente no, anche perché anche nel terzo set avevamo preso 2 volte qualche per 3 o 4 punti di vantaggio, 3 sicuramente, vado a memoria, quindi no, avevamo approcciato comunque bene anche il terzo set. È cresciuto il livello secondo me dall'altra parte della rete, hanno ricucito, c'è stata quella serie di vantaggi, abbiamo avuto 2, me le ricordo sicuramente, non so se 2 o 3 palle per chiudere, purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle, poi la partita si è allungata, è stata combattutissima e purtroppo per noi è andata così, merito sicuramente del Modica che è riuscito a elevare di molto del corso della gara il livello di gioco. Mi aspettavo un campionato con dei valori troppo definiti per tutta insomma, la serie di motivi e di circostanze e la storia di questo campionato che non sto qui a ribadire per l'ennesima volta, se no ci annoiamo. Quindi è molto combattuto, la cosa non mi sorprende molto, sinceramente. Noi abbiamo iniziato a disunirci perché sono caduti palloni che non dovevano cadere, poi io merito a loro perché comunque hanno fatto una grande partita e comunque per giocare contro di noi appunto c'è da fare una grande prestazione e l'hanno fatta tutte. E da parte nostra posso solo dire che non abbiamo avuto quel coraggio di portare a casa una partita che per noi era fondamentale. Ma noi dobbiamo partire sempre lì la storia, consapevoli che sì, siamo una squadra forte, però in appunto partite importanti non possiamo permetterci di avere il braccino. Stasera a tratti lo abbiamo avuto e loro giustamente ne hanno approfittato e appunto la partita è andata così.